Sempre ieri sera, presso Palazzo Grassi in Rivavena, si è tenuta la presentazione di Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, una rassegna di film giunta alla sua ottava edizione, un progetto ideato e diretto dal regista Andrea Segre con Giorgio Gosetti e di Giornate degli Autori, realizzato da Zalab e dalla Proloco di Chioggia, oltre che dalla Fondazione Clodianse Onlus, patrocinato dal Comune di Chioggia e dalla Regione Veneto. Ciò che accomunerà i film che parteciperanno sarà l'acqua, elemento essenziale nella nostra città. In quest'ambito 3 giovani registi stanno dandosi da fare per realizzare un cortometraggio. Uno di loro 3, a dire il vero, non si sente molto bene, in questi giorni ha sospeso il progetto in attesa di stare meglio. Verranno trasmessi 2 film ogni sera, uno a Palazzo Grassi e uno all'Auditorium.